Bentornati nella nostra maratona elettorale, siamo in fascia TG e ci vestiamo delle vesti del TG Bassano per raccontare quello che sta succedendo in questo momento con questa tornata elettorale che, se in provincia di Vicenza, soprattutto nel Bassanese, nella Pedemontana Trevigiana e nell'altopiano dei 7 comuni ha dato tutti i verdetti o quasi tutti i verdetti, lascia aperta la porta proprio a Bassano, quindi con una situazione al photo finish di cui vi parleremo tra poco, ma prima vi raccontiamo chi abbiamo in studio. Abbiamo Germano Racchella, confermato sindaco di Cartigliano, che salutiamo. Buonasera, buonasera a tutti. E abbiamo Enrico Costa, confermato sindaco di Colceresa, e quindi grazie per essere venuto qui. Con loro parleremo fra poco di tutto quanto, di questa tornata elettorale, dei risultati con percentuali altissimi che hanno avuto, ma andiamo alla sede elettorale di Roberto Campagnolo, dove c'è Monica Smiderle che continua a stare ben appiccicata al candidato che ormai sembra essere l'uomo da sfidare, possiamo dire così. È l'uomo da sfidare Roberto Campagnolo, perché ufficialmente sono state rilevate 20 sezioni su 41, ma insomma ci sono anche dei dati non ufficiali che confermano questa fotografia del voto bassanese, ovvero un Roberto Campagnolo, candidato sindaco del centro-sinistra, intorno al 28%, e poi questo testa a testa tra Nicola Finco ed Elena Pavan. Come commenta questo dato, questo risultato, Campagnolo? Ancora con un po' di prudenza finché non c'è il dato ufficiale, però diciamo che si sta consolidando la possibilità di essere al ballottaggio, e questo è sicuramente per noi una notizia positiva rispetto al fatto che siamo proposti un certo tipo di messaggio, e questo messaggio è passato in città. Se questa sera scopriamo anche di essere primi al ballottaggio, io credo che, visto i dati anche delle europee di ieri, insomma, scriviamo quasi una pagina storica a Bassano. Aspettiamo ancora un po', ma siamo moderatamente ottimisti a questo punto. Ti dirò, Ferdinando, che c'è grande entusiasmo qui nella sede elettorale di via Marinali. So che avete dei dati anche non ufficiali che arrivano a quota 30 sezioni. La fotografia è un po' quella. Sì, la tendenza sembra essere quella, non si capisce chi arriverà al secondo al ballottaggio, quindi stiamo a vedere, insomma è importante capire anche questo, ma a questo punto già stasera bisogna trovarsi e ragionare con i dati ufficiali, definitivi, capire cosa è successo e prepararsi per i prossimi 15 giorni. Chi teme di più o chi teme meno? Ma io rispetto chiunque, quindi c'è innanzitutto rispetto per gli avversari, stima anche per chi si è messo in gioco. Rispetto a questo siamo consapevoli che la nostra proposta è una proposta che ha del valore per la città di Bassano e Grappa, perché ha messo al centro il fatto dell'esigenza di riunire questa città. Non sarà semplice, visto anche i dati che stiamo vedendo adesso. Abbiamo 3 candidati che sono su una forbice di 4-5 punti tra il 25 e il 30%, quindi vuol dire che insomma divisi esattamente per 3 gli elettori, e anche questo è un dato su cui bisogna riflettere. E poi, in vista del ballottaggio, sicuramente si apre tutta la pagina degli accorpamenti, no? Delle alleanze. Insomma adesso è presto anche per dire che siamo arrivati alla fine di questo percorso. Rimaniamo ottimisti, ma aspettiamo di avere i dati ufficiali e poi faremo tutte le considerazioni al caso. Ferdinando, a disposizione per eventuali domande. Monica, una domanda molto, molto semplice, molto diretta per Roberto Campagnolo: se lo aspettava? Se l'aspettava? Allora, me l'aspettavo, sono felice per quello che sta succedendo, per il lavoro che abbiamo fatto, ci pensavo, ma sempre con i piedi per terra, e questo sarà sempre il nostro modo di affrontare l'impegno verso l'amministrazione di una città così importante e così bella come Bassano, soprattutto nei prossimi 15 giorni, ripeto.
Monica, apprendiamo di questa risposta, insomma, se un Roberto Campagnolo piuttosto abbottonato. Se ci sono poi altri ospiti, se ci sono novità, chiedici immediatamente la linea, anzi se arrivano indiscrezioni. Allora, poi... Ferdinando, ti do un aggiornamento. Mi risulta che sia in arrivo anche Nicola Finco in sala consiliare, quindi io adesso lascio la sede di Roberto Campagnolo, mi sposto nella sala consiliare del municipio, eventualmente poi vi chiederò la linea. Molto bene, ringraziamo Monica Smidler e Roberto Campagnolo, torniamo in studio e chiediamo ai nostri due ospiti se lo aspettavano. Germano Racchella, se lo aspettava? Beh, lo speravo più che me lo aspettavo, non mi aspettavo un risultato così lampante, anche perché non nego che ero un po' preoccupato dopo aver analizzato i risultati delle elezioni europee. A Cartigliano Fratelli d'Italia ha preso un bel 45%, e sapendo che appoggiavano la mia lista, chiamiamola tra virgolette concorrente, non nego che un po' di premura, di paura ce l'avevo. Comunque è andata benissimo, un 73% non è cosa da poco. I cittadini hanno capito, ma soprattutto abbiamo capito noi, che la politica, soprattutto nei piccoli comuni, è vista un po' in maniera diversa. Contano le persone, avevo una lista, una buona lista, e dunque siamo stati premiati per questo. Prima di andare da Enrico Costa abbiamo Mirko Cavallin da una piazza Libertà di Bassano. In questo momento ci sembra piuttosto tranquilla la situazione, ovvio che non ci saranno caroselli questa sera di vincitori come magari capita con le competizioni sportive, però insomma che aria tira, Mirko? Allora, qui l'aria è molto tranquilla, abbiamo appena intercettato Nicola Finco che poi ci aspetta più tardi in sala consiliare. Qui vedo anche molti turisti, quindi la situazione è per il momento di attesa per quanto riguarda la città. Se tu ritieni, Ferdinando, io ti ricapitolo il giro dei comuni di oggi pomeriggio, dei dintorni. Certo, Mirko, raccontaci com'è andata nei comuni. Allora, eccoci qua, scusate. Partiamo dal giro del comune di Lusiana Conco, che intorno alle 16 ha ufficializzato il 100% preso dalla sindaca uscente Antonella Corradin, che è, pensate, al 7° mandato consecutivo. È stata eletta sindaco nel 1992, quando ancora il sindaco era eletto dal Consiglio Comunale. È stata il primo sindaco di Lusiana Conco, comune unito, nato dalla fusione, ha superato ampiamente e tranquillamente il quorum del 40% richiesto dalla normativa per quanto riguarda appunto i comuni sotto i 15.000 abitanti. Antonella Corradin dunque confermata. San Zenone degli Ezzelini, siamo in provincia di Treviso, ma in piena area bassanese. Fabio Marin si è riconfermato con 76,27% contro Pietro Pellizzari. A Mussolente le ultime due sezioni hanno dato la vittoria a Elena Bontorin con il 40,1%, assessore della giunta uscente. Claudio Mazzocco, attuale assessore a Bassano del Grappa, si è fermato al 36,9%, Massimo Berton al 23%. Conferma a Tezze sul Brenta per Luigi Pellanda, poco sopra il 75% contro Luca Mocellin. Conferma, l'abbiamo già detto, per Germano Racchella, 73,36% a Cartigliano contro Gianluigi Pellanda. A Cassola conferma in diretta della maggioranza uscente, quella guidata per 10 anni da Aldo Maroso. Gian Antonio Stanghellin ha vinto al primo turno, dobbiamo dire così perché Cassola è un comune sopra i 15.000 abitanti per quanto di poche decine di unità, ma da 3 mesi è un dato stabile per quanto riguarda l'Istat. 62,4% per l'attuale assessura all'urbanistica, 37,6%
46% per Silvia Pasinato. Tutto, da quello che ci risulta, filato tranquillo nella gestione dei seggi. Noi tra poco nella serata ovviamente seguiremo gli sviluppi di Bassano del Grappa e per capire chi andrà al ballottaggio. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie Mirko Cavallina. Allora sappiamo che Nicola Finco si sta dirigendo in municipio per entrare nell'aula in cui ci sono poi tutti gli schermi con i dati, si sta raccogliendo i dati, quindi dovremo raggiungerlo fra pochissimo, anzi sappiamo già che le nostre telecamere sono sul posto, ma ci vorrà qualche istante, giusto il tempo di salutare e ringraziare Germano Racchella. Complimenti, abbiamo visto assieme ad altri sindaci percentuali molto alte, quindi non sarà ancora come Antonella Corradina, abbiamo visto, il 7° mandato, però vuol dire che Cartigliano le vuole bene. Sì, il Cartigliano ci vuole bene, noi dobbiamo proseguire questo, farci voler bene con la passione che ci abbiamo sempre messo, e stiamo a vedere anche noi a Bassano del Grappa cosa succede, perché visto che sempre più progetti sono intercomunali, Bassano del Grappa essendo il perno principale del nostro territorio, saremo molto attenti nel verificare cosa succede a Bassano del Grappa. Mi raccomando, questa sera davanti alla televisione, canale 14 Rete Veneta, per vedere come va. Non mancherà. Grazie Sindaco. A tutti, buonasera, arrivederci. Grazie, in bocca al lupo. Noi andiamo dal nostro altro sindaco confermato, Enrico Costa, Colceresa. Anche per lei percentuali piuttosto interessanti. Sì, un 77% che premia un lavoro in questi 5 anni importante. Difficile anche, 5 anni difficili, non li nascondo, però è bello pensare che alla fine la passione, l'impegno è stato premiato. 5 anni fa abbiamo portato a casa una vittoria con il 69%, questa volta il 77%. Ringrazio comunque chi si è messo in gioco per correre a queste amministrative. Si fa sempre più fatica a trovare persone che si candidano nei comuni, e io proprio prima ho ricevuto la chiamata dal candidato sindaco Sonia Fogliato, come ha detto prima Germano, con la lista concorrente. Ci siamo fatti le congratulazioni a vicenda, perché anche semplicemente correre in questa tornata elettorale non era assolutamente semplice, ed è in gioco la libertà e la democrazia, la possibilità da parte dei cittadini di scegliere. Benissimo, andiamo da Monica Smidele che è con Nicola Finco, quindi vediamo l'altro dei 3 candidati che si stanno giocando tutto ormai al photo finish letteralmente. Monica. Eccoci nuovamente in diretta, questa volta dalla sala consigliare del municipio di Bassano. Con me c'è Nicola Finco. Sono state scrutinate 24 sezioni su 41, la situazione insomma pare delineata. Per quanto riguarda Roberto Campagnolo, c'è stato per tutto il pomeriggio questo testa a testa tra Nicola Finco ed Elena Pavana, ma insomma adesso la situazione pare delineata e per Nicola Finco potrebbe effettivamente avvicinarsi il ballottaggio. Sì, sono ancora dati ufficiosi, quindi prima di qualsiasi dichiarazione aspettiamo l'ufficialità, però diciamo che dai ritorni che abbiamo dai vari seggi dovrei essere io lo sfidante di Roberto Campagnolo, quindi ci saranno altri 15 giorni di battaglia sul campo, però ovviamente adesso continueremo a parlare ai tanti cittadini di Bassano, soprattutto portando avanti quello che è la nostra idea, la nostra visione di questa città. Penso che per lei sia stato un pomeriggio difficile. Sì, ma difficile non voglio dire difficile, però è stato un pomeriggio, ovviamente era di tensione, perché era una rincorsa all'ultimo voto. Adesso sembra che la forbice si stia allargando, quindi vedremo qui nella prossima ora se si delineerà ovviamente un quadro più chiaro in termini di voti e anche di preferenze. Si aspettava questo risultato in termini di preferenze, anche come percentuale? Ma non avevo fatto calcoli, però sicuramente io e la mia squadra abbiamo lavorato moltissimo in queste settimane nei 22 quartieri, perché al di là poi delle percentuali dei partiti noi puntavamo proprio nel dare un messaggio di novità, di rilancio della città di Bassano del Grappa. Sembra dai numeri ufficiosi che abbiamo che questo messaggio sia passato, e ovviamente speriamo fra 15 giorni di portare a casa il risultato, però ovviamente prima attendiamo il risultato ufficiale. Un centrodestra che a Bassano si è presentato disgregato, disunito. Adesso in vista del ballottaggio che cosa potrebbe succedere? Ma prima di tutto aspettiamo i dati definitivi, dopodiché faremo le opportune valutazioni all'interno della squadra e ovviamente faremo le doverose scelte nelle prossime ore.
Ferdinando, siamo a disposizione per eventuali domande. Monica, mi hai un po' anticipato, ma la domanda riguarda un po' quella Pax Bassanese di cui abbiamo parlato molto oggi qui in studio. Tutti gli esponenti delle due coalizioni che andranno probabilmente, ma visti i dati insomma certamente a combattere con Roberto Campagnolo, hanno detto è assurdo pensare che il centrodestra vada diviso, serve fare una Pax Bassanese. Perfino Stefani, il segretario regionale della Lega, ci ha girato un po' attorno, però insomma tutti tengono le porte assolutamente aperte, quindi possiamo parlare effettivamente della Pax Bassanese a questo punto. Secondo lei, Nicola Finco, in vista appunto del ballottaggio, abbiamo sentito oggi anche nel corso delle nostre dirette Stefani, il segretario regionale della Lega, insomma porte aperte, è possibile stringere un accordo e ricompattare il centrodestra? Ma noi non escludiamo assolutamente nulla. Prima di tutto ovviamente dobbiamo fare gli accordi sulla base dei programmi e delle persone, quindi questo deve essere uno dei punti saldi. Ci sono anche altre forze presenti in città, quindi noi parleremo con tutti. È ovvio che mentre fino ad ora abbiamo lavorato ovviamente ognuno per portare avanti il proprio nome e ovviamente i simboli di partito, fra 15 giorni la scelta sarà sulla persona, non più sui partiti ma sulla persona, quindi noi lavoreremo molto su questa progettualità che abbiamo e ovviamente chi condividerà con noi il percorso amministrativo per i prossimi 5 anni e ovviamente dopo faremo le opportune scelte. Monica, noi vi ringraziamo per questa informazione. Ovviamente dovesse arrivare l'indiscrezione, il dato, la zampata, chiamiamola così, domandateci la linea, le daremo in diretta qui nel corso di questa maratona che ormai sta andando avanti da questa mattina. Ringraziamo anche Nicola Finco, in bocca al lupo come diciamo a tutti. Allora, torniamo in studio, ci stiamo per collegare anche con l'Alta Padovana perché continuano ad arrivare le conferme dei sindaci. Enrico Costa, un'amicizia anche personale con Nicola Finco, come si sente lei al risultato acquisito a vedere un collega, un amico che deve tribolare, passateci il termine, a quest'ora? Beh, allora sicuramente spero per lui abbia davanti altre 2 settimane di campagna elettorale a questo punto. Nicola ovviamente è un amico, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo condiviso anche delle gioie insieme ed è un piacere vederlo che insomma sta raccogliendo i risultati che merita. Ovviamente Bassano era una sfida tutta da vedere ovviamente fino all'ultimo e sarà ancora da vedere fino all'ultimo, però forse tanti hanno sottovalutato le capacità di Nicola di essere un buon politico, essere un buon amministratore e adesso insomma vedremo i prossimi dati cosa diranno. Sicuramente sarà una sfida, sicuramente all'ultimo voto. Sì. Fra poco andiamo a vederli, ma prima andiamo a Tombolo, Alta Padovana, ancora un altro sindaco eletto, Chiara Gaiani. Sì, con Andrea Benetti ci siamo spostati a Tombolo, le congratulazioni a Luca Frasson, vice sindaco del sindaco Andretta, una elezione la sua in continuità amministrativa ma nel rinnovamento sia della squadra sia anche delle idee sia dei progetti, una grande soddisfazione anche perché Tombolo era tra i pochi comuni in cui i candidati erano 3. Eravamo in 3 candidati, è una grande soddisfazione, tra l'altro 2 dalla frazione di Onara e una candidata da Tombolo, un progetto che parte da 10 anni fa. E per 10 anni ho fatto il vice sindaco, io 10 anni fa ero un ragazzo e ho messo a disposizione della comunità le mie competenze, adesso veramente ho messo tutto me stesso, tutta l'esperienza che la vita mi ha dato e quindi è stata una vittoria veramente molto bella e soprattutto una vittoria della squadra, del gruppo, non è una vittoria di Luca Frasson ma è la vittoria del lavoro che abbiamo fatto per 10 anni, della vicinanza che abbiamo avuto con i cittadini del nostro comune, un lavoro fatto veramente dalla squadra, da tutti i miei candidati. Alle mie spalle non so se riuscite a sentire inquadrare la festa, tutte le persone che passano salutano il sindaco, c'è grande euforia, c'è grande entusiasmo, siete pronti a partire di slancio? Siamo pronti a partire di slancio, tra l'altro ieri sera io sono scaramantico, ho letto l'oroscopo e l'oroscopo mi diceva che stasera avrei retto fino all'ultimo bicchiere ma domani mattina sarò pronto con le mie responsabilità ad entrare con un ruolo nuovo di ancora più grande responsabilità e starò vicino a tutti i cittadini
cittadini del nostro comune, anche quelli che non mi hanno sostenuto e votato, perché siamo una piccola comunità ed è importante star vicini veramente a tutti. Ecco, lei è di Onara, c'è questa storica, diciamo, rivalità tra Tombolo e Onara, è importante anche questa alternanza. Sindaco Andretta era di Tombolo, lei di Onara, c'è anche questo, insomma, da mettere nei piccoli comuni, gioca anche questo. Probabilmente per i cittadini sì, storicamente ci si è sempre alternati tra Tombolo e Onara, per me invece c'è solo un paese da tenere unito, per me non c'è differenza tra Tombolo e Onara, io sono un cittadino del mio paese e sono amico veramente di tante persone da Onara e di tante persone da Tombolo, per cui abbraccerò le braccia e verso tutte le persone che vorranno avanzare delle istanze in amministrazione comunale, verso le persone che hanno dei sogni, che hanno dei desideri, che hanno delle necessità. Noi ci saremo sempre, l'alternanza ci sta, ma non è una cosa fondamentale, siamo persone che rappresentano l'intero comune. Ecco, visto che lei ha detto domani mattina sarà al lavoro, su che cosa si metterà subito al lavoro, Sindaco? Allora, io ho le idee veramente ben chiare, abbiamo fatto un programma elettorale molto vasto a partire dalle opere pubbliche, ce ne sono già parecchie sulle quali abbiamo fatto dei progetti preliminari che prenderanno il via, come le piste ciclabili di Tombolo Onara, una a Tombolo e una a Onara, la nuova piazza di Onara e dei restauri degli edifici. Faremo delle nuove azioni a livello urbanistico, staremo vicini con il sociale alle persone, un problema, quello del sociale, che è sempre più presente nel nostro territorio, soprattutto nelle fasce giovani di età, per cui le idee veramente ce le abbiamo ben chiare, ma il primo passo sarà di sicuro quello di definire la nuova giunta, una giunta di competenze, una giunta che ho voluto fin dal primo momento con persone che fanno dei lavori specifici e che possono entrare nelle materie fondamentali dell'amministrazione comunale. Ecco, Ferdinando, non so se ci sono domande da studio. Abbiamo una domanda, ma veloce, perché immaginiamo che sia il momento della festa. L'Alta Padovana rischia di essere figlia di troppi genitori e di essere un po' abbandonata, lontana da Padova, lontana o forse troppo vicina alla Pedemontana, una fascia che non abbia identità, ma rischia di essere fuori dai giochi. Come si può ovviare a questa situazione? Ecco, da studio chiede Ferdinando Garavello se l'Alta Padovana si sente lontana da Padova, lontana dalla Pedemontana, se è un'area che rischia di essere fuori da alcuni circuiti decisionali, da alcuni giochi. Ma io non credo, quando parlo del nostro territorio io non parlo mai del comune di Tombolo, ma intendo veramente il territorio come quello dell'Alta Padovana. Si sa benissimo che qui il centro di attrazione principale è quello di Cittadella, è cittadellese, noi ci identifichiamo come Alta Padovana cittadellese. Abbiamo molta sinergia e molta confidenza tra amministratori, portiamo avanti assieme tanti progetti, per esempio il comune di Tombolo da molti anni fa parte del PATI dell'Alta Padovana, quindi noi quando parliamo di pianificazione territoriale lo facciamo seduti, 5 sindaci assieme, 5 comuni assieme, quindi non è un territorio emarginato, anzi è un territorio che ha la sua storia, che ha i suoi valori e che ha un ruolo fondamentale in tutta quella che è la provincia di Padova e vorrei dire anche di Vicenza, perché appunto ci troviamo in mezzo e facciamo un po' da collante tra le due realtà. Anche perché è una realtà economicamente vivacissima la vostra, cioè il PIL prodotto qui è importante. È molto importante, abbiamo aziende di altissimo livello, tra l'altro aziende che in questi 10 anni grazie anche alle azioni amministrative si sono potute sviluppare, insediare, ampliare, aziende storiche, aziende che fanno molti fatturati, che arricchiscono il paese, che danno lavoro alle persone, che attraggono anche attori da fuori del nostro paese, quindi Tombolo è un paese che economicamente fa da punto di riferimento. Ecco Ferdinando, hai sentito la risposta del sindaco Frasson. Grazie Chiara di queste informazioni, in bocca al lupo al sindaco, complimenti, e noi continuiamo a cercare i nostri sindaci, i nostri candidati per raccontare che cosa sta succedendo in questa tornata elettorale. Allora, rivediamo, prima di tornare dal sindaco di Colciarese Enrico Costa, diamo un'occhiata al grafico aggiornato a poco fa. Cominciano a essere davvero sostanziali i numeri che ci arrivano dal sito di Bassano del Grappa. Allora, vediamo Roberto Campagnolo
come si diceva poco fa, continua a essere l'uomo da battere, ormai al 27,90, ed è un risultato praticamente acquisito, perché è molto oltre gli altri. È difficile che venga colmato uno scalino di 400-500 voti, quindi anche se il candidato durante le nostre interviste è rimasto un po' abbottonato e scaramanzia impone che si faccia così, insomma la situazione dovrebbe essere questa. Al momento se la giocano decisamente Nicola Finco ed Elena Pavan. Vediamo 2745 voti su una trentina di seggi ormai scrutinati, e 2616 per Elena Pavan, che corrispondono al 24,29% per Finco, 23,15% per Elena Pavan. In questo momento andrebbe Nicola Finco al ballottaggio. Voci di corridoio ci dicono che questa sia la tendenza e che dato la tipologia e la geografia dei quartieri che si stanno aspettando, non dovrebbe cambiare molto, ma come ha detto Finco al microfono di Monica Smiderle, bisogna aspettare il risultato finale. Certo è che se Nicola Finco ha lasciato la sua abitazione dove aspettava l'esito del voto per recarsi in municipio a seguire la fase finale dello spoglio, vuol dire che qualcosa si è mosso. Poi torniamo a vedere, con la regia di Fabio Verin, torniamo a vedere gli altri candidati, perché sono decisamente staccati. Gianni Zen con È il momento, 1616 voti, e ferma il 14,3%, e possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, Roberto Marin forse ci si aspettava qualcosa di più da un candidato così autorevole, così stimato a Bassano, ex vice sindaco della prima parte dell'era Pavan. Se n'è andato sbattendo la porta per diversità di vedute piuttosto profonde con la sindaca. Sembrava avere convinto i bassanesi, di lui si diceva che sarebbe andato ben oltre il 10%, invece è fisso al 10%. Qualcuno si rammarica perché lo si voleva all'interno di una delle due coalizioni di centrodestra. Sappiamo che ci hanno provato un po' tutti, anche Nicola Finco ci ha provato fino all'ultimo momento, portando anche Marin. Sarebbe arrivato probabilmente davanti a Roberto Campagnolo, non avrebbe vinto il primo turno, però con un 10-12% di Marin all'interno della coalizione i giochi sarebbero già finiti. C'è da dire che Marin aveva da sempre espresso un paletto, ovvero va bene partecipare a una coalizione, ma solo in caso di espressione della sua figura come sindaco. Quindi o faccio il sindaco, il candidato sindaco io, oppure non partecipo. Questo è quello che ci raccontano dalle varie coalizioni che hanno cercato di avvicinarlo, e quindi comunque potrebbe rappresentare un po' l'ago della bilancia in un secondo turno. Enrico Costa, lei, le dimensioni del comune e ovviamente si finisce al primo turno. Come vede questo ballottaggio? Allora, è interessante capire sicuramente poi come andranno i dialoghi poi tra le varie forze che rimarranno fuori da questa partita. Ma più di questo ragionamento bisognerà capire l'elettorato come cosa deciderà di fare, perché poi sì, ci possono essere gli apparentamenti, gli accordi e quant'altro, ma l'elettore poi in cammino elettorale decide in autonomia, e di solito la polarizzazione arriva proprio sulle due persone candidate, quindi a quel punto prevarrà uno dei due, di solito prevale il candidato, la persona più apprezzata dell'elettorato. Quindi poi il ballottaggio è sempre una sfida un po' come i rigori nella partita di calcio, può finire in qualsiasi maniera. E la sua invece non è stata una partita di calcio, è stata un altro sport, diciamo, visti i risultati. Però prima di tornare a vedere, perché ci arrivano dati molto interessanti su Bassano, li vedremo fra qualche istante, un paese come il suo, relativamente piccolo, che fa parte di un circondario, come guarda a Bassano? Allora, per noi Bassano rimane il punto di riferimento. Prima il neosindaco di Tombolo parlava di cittadella a livello di punto di riferimento per, ad esempio, Tombolo. Noi abbiamo il punto di riferimento che è Marostica sicuramente, ma Bassano come
passatemi il termine, capoluogo del territorio, è e rimane un punto di riferimento. A Bassano abbiamo tanti servizi assieme, come ha detto prima anche il sindaco Racchella, e avere una leadership importante su Bassano può sicuramente giovare a tutto il territorio. Ma parlo anche del territorio della Pedemontana, anche, abbiamo visto cosa vuol dire lavorare assieme, cercando di superare quelli che erano magari dei confini, tra virgolette, territoriali tra Alto Vicentino e Bassanese, per portare a casa i risultati per tutta la cittadinanza. Quindi una buona leadership a Bassano può fare la differenza non solo a Bassano, non solo a Colcerese e tutti i comuni del Bassanese, ma a tutto il territorio della Pedemontana vicentina. Allora, non possiamo farli vedere perché la fonte rimane riservata, però a questo punto dobbiamo darvi qualche dato e ve li diamo solo per dirvi che è confermato Campagnolo avanti con ormai 34 seggi su 41, 4.900 voti per Roberto Campagnolo, 4.381 per Finco, 3.856 per Elena Pavan, che a questo punto si ferma o almeno rallenta al 22%. Ricapitoliamo, i dati, in questo momento questo grafico non si può diffondere, abbiamo anche noi le nostre fonti. Finco al 26%, Pavan al 22%, di Campagnolo parleremo sempre meno perché ormai è ormai conclamata la sua partecipazione al ballottaggio. Vedremo quanto ci vorrà per avere i 7 seggi che mancano. Sarà una tensione spasmodica ormai per quanto riguarda questa parte della tornata elettorale. Il sito del comune di Bassano è molto indietro, noi avevamo dati molto più aggiornati che vi abbiamo appena fornito, che sono gli stessi dati che probabilmente hanno consigliato a Nicola Finco di uscire dalla sua sede elettorale, in questo caso casa sua, e di recarsi a Bassano per magari radunare un po' le forze. Abbiamo avuto qui ospiti quasi tutti gli esponenti delle varie coalizioni che hanno partecipato al voto. Abbiamo anche Enrico Costa, sindaco di Colceresa. Naturalmente, ripetiamo, le dimensioni contano in questo caso, ma secondo lei a cos'è dovuto un exploit come quello di Fratelli d'Italia a livello nazionale per l'europea, anche a livello locale, perché ci sono stati comuni in cui ha fatto il 47-48%, soppiantando quella che era la potenza di fuoco della Lega, che a Bassano per esempio ha perso il 30% per le europee nel giro di 5 anni. Questi sono dati che mettono in allarme di solito una segreteria regionale e anche nazionale. Sì, allora, per quanto riguarda l'exploit di Fratelli d'Italia, sicuramente è dovuto molto al suo leader, che è Giorgia Meloni, che attualmente è capo del governo. Sicuramente anche il cittadino vede in lei ancora una speranza di cambiamento, di miglioramento delle cose. È un po' come negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi exploit di partiti, anche la Lega qualche anno fa aveva fatto il suo exploit. Sicuramente Fratelli d'Italia si è consolidata in quell'elettorato come dire, patriottico nazionalista di destra, non di centro, non marcatamente di destra, dove Salvini era stato bravo un po' a rosicchiare negli ultimi anni, però quell'elettorato probabilmente si è polarizzato su Fratelli d'Italia. Che cosa deve fare adesso la Lega per risollevarsi da questo pantano parecchio complicato? Non vi nascondo che magari la mia posizione in questo periodo sicuramente da militante io mi sono concentrato sul mio comune, l'ho sempre fatto. Io sono prima di tutto sindaco, rappresento tutti, non rappresento un'area politica, però insomma sono ancora militante Lega. Ma non nascondo che alcune scelte mi hanno un po' messo in difficoltà, non da ultimo la scelta di candidare il generale Vannacci, che non vedo sicuramente secondo me una buona scelta. Qualcuno mi dirà, sì, ma grazie al generale Vannacci la Lega comunque ha tenuto. Io dico, la Lega deve fare la Lega, Fratelli d'Italia fa Fratelli d'Italia, il PD fa il PD, Forza Italia fa Forza Italia. La Lega ha un elettorato credo fermamente che l'elettorato della Lega si riconosca in un partito che porti avanti istanze come l'autonomia dei territori, il federalismo e non di certo delle idee magari alcune volte strampalate di un generale
che ha fatto sicuramente carriera e onore e merito, non sto io a giudicarlo, magari a livello politico direi avrei fatto delle altre scelte. Di questo parliamo dopo, perché andiamo in collegamento ancora con Monica Smidel. Adesso aumenteremo la frequenza dei nostri collegamenti, perché ormai i dati che arrivano sono sempre più precisi, ci danno una figura, ormai è come quando si fa il disegno unendo i puntini. Sta emergendo un disegno ben preciso, Monica, o siamo ancora alle ombre sparse di prima? C'è ancora tanta prudenza, Ferdinando, però insomma la situazione sembra ormai delineata mano a mano che arrivano i risultati delle varie sezioni. Siamo ormai intorno alle 27 sezioni su 41 e il quadro sembra delineato, ovvero Roberto Campagnolo al ballottaggio assieme probabilmente, con ogni probabilità, a Nicola Finco. Con me c'è Giambattista Sandonà, capolista della lista della DC a sostegno del candidato sindaco Nicola Finco. Allora un suo commento sull'andamento dello scrutinio. Buonasera a tutti, anzitutto io arrivo dai seggi, ho fatto anche rappresentante di lista, quindi ho avuto una visione, come dire, parziale e chiusa, e sono venuto qui proprio per ricevere la visione d'insieme. La cosa più importante è che il nostro candidato, che è Nicola Finco, stia consolidando, e speriamo che questo si confermi fino alla fine, lo spunto positivo che sentivamo in città nelle ultime settimane, che ci potrebbe portare al ballottaggio contro, in opposizione a Roberto Campagnolo. Sarebbe un grande risultato, e questo che più di tutto ci interessa. A parte il risultato del ballottaggio, nello specifico il risultato che sta facendo la sua lista, la DC? Guardi, è basso. Intorno all'1,5 lo sì, diciamo. Per ora sì, dopo vediamo come si assesterà alla fine, è abbastanza basso, in un contesto, va detto per verità, in cui da un lato tutte le liste tendono a essere schiacciate, la buona parte delle liste tende a essere schiacciata verso il basso, e come sono bassi anche i numeri delle preferenze, o bassissimi addirittura, in un contesto in cui ugualmente le preferenze sono molto molto scarne, diciamo così. Devo dire che nell'esperimento pratico dei seggi ho visto tanti voti annullati perché la scheda era mal compilata, o perché c'erano, e non parlo solo della mia lista, anche di altre, c'è stata tanta fatica, ecco, ho notato molta fatica, schede annullate, per cui stiamo a vedere, aspettiamo, cerchiamo, come ho sempre detto in questi mesi, è il sindaco che ti porta al ballottaggio. Noi speriamo di fare un qualche cosa di meglio, però insomma intanto siamo qui. Ecco. Perché tante schede nulle? Lei diceva una difficoltà generalizzata, sono mancate le istruzioni di voto, cosa non ha funzionato? Non saprei dare una risposta oggettivamente certa su questo. Posso immaginare, l'altro giorno ero a seggio e mi colpiva perché vedevo finanzieri o forza dell'ordine molto giovane e poi tante persone di una certa età che dovevano essere aiutate, agevolate ad arrivare al seggio. Può essere che ci sia stata una cattiva informazione, può essere che ci sia stata una cattiva comprensione. Ho visto anche schede delle europee votate come schede delle comunali e viceversa. Ho l'impressione che bisognerà ritirare i fili di questa democrazia e ricostruirla tutti insieme, indipendentemente da chi vincerà. Io naturalmente spero che a prevalere per il secondo turno sia Nicola con un altro candidato concorrente, e poi che potremo vincere. Ecco. Che scenari vede appunto in vista del ballottaggio? Un centrodestra che si ricompatta? Cosa succederà secondo lei? Guardi, intanto, e non per scaramanzia ma per doverosa prudenza politica, io aspetterei la fine del carico di tutte le sezioni, non canterei vittoria, sarei molto prudente. Almeno nella visione delocalizzata dal seggio io ho visto un testa a testa, anzi prima una Elena Pavan che era prevalente, poi che è stata superata. Il trend adesso pare assestarsi, però non cantiamo vittoria prima della fine di queste operazioni. Stiamo tranquilli e poi ragioneremo con calma. Insomma, prevale la prudenza anche in casa DC e in casa Nicola Finco. Ferdinando, siamo a tua disposizione per le domande.
Noi andiamo in pubblicità, quindi ti lasciamo alla ricerca anche di altri ospiti, altri esponenti. Tra l'altro ci chiediamo se si sia visto magari, non so, la sindaca Pavan, la sindaca uscente Elena Pavan, o se qualcuno abbia visto Marin. Ci siamo informati anche su Gianni Zen, di cui abbiamo avuto esponenti di Il Momento qui in studio, ma al momento né Roberto Marin né Elena Pavan sono nei nostri radar. Tu hai notizie? Allora, Roberto Marin, ho provato tante volte a chiamarlo al telefono, non ha mai risposto. Sono arrivati dei rappresentanti della sua lista, ma non hanno parlato, appunto perché l'accordo tra di loro era quello che avrebbe parlato eventualmente Roberto Marin. Elena Pavan dovrebbe essere, insomma, nel pomeriggio era nella sua sede elettorale, però non era disponibile, insomma, a rilasciare dichiarazioni prima del tempo, ha detto lei, quindi in attesa di puntini, al momento sta festeggiando, eventualmente tenteremo di raggiungere Gianni Zen. Ricordiamo che il momento è la vera grande rivelazione di questa tornata elettorale. Grazie Monica per queste informazioni, attendiamo in qualsiasi momento, richiedi la linea e te la daremo per novità e aggiornamenti. Noi torniamo in studio, ma solo per ringraziare il nostro ospite Enrico Costa, sindaco di Colceresa confermato, e adesso facciamo un breve break pubblicitario. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buonasera, bentornati alla nostra maratona elettorale. Stiamo con lo sguardo ben fisso su Bassano del Grappa, perché se tutto è deciso ormai negli altri comuni, a Bassano la situazione è tutta in divenire, anche se dalle ultime indiscrezioni che arrivano dalle nostre fonti all'interno delle liste pare che ormai Nicola Finco abbia preso un certo abbrivio rispetto a Elena Pavan. Facciamo un riassunto per chi si fosse messo davanti alla televisione solo adesso. Si è partiti subito forte con Roberto Campagnolo, che ha avuto sempre qualche punto di vantaggio sugli altri candidati. Poi fra poco vedremo anche le grafiche di questa situazione. Era partita bene Elena Pavan con i quartieri del centro, poi Nicola Finco è uscito alla distanza, e adesso la situazione che si è creata è quella di un ballottaggio probabile, ipotetico, plausibile, possiamo dire in questo momento, fra Campagnolo e Nicola Finco, con Elena Pavan staccata. Che cosa succederà in questo momento nelle prossime 2 settimane non possiamo saperlo. Abbiamo avuto ospiti di tutte le coalizioni praticamente, e gli ospiti che avevamo delle coalizioni di Finco e della Pavan si sono mandati messaggi, se non d'amore ma almeno d'amicizia. Si è parlato addirittura di una Pax bassanese che potrebbe essere firmata, sottoscritta, pur di sconfiggere il nemico comune Roberto Campagnolo. Una Pax bassanese che non sappiamo, non abbiamo idea di come si possa costruire, visto com'è partita questa tornata elettorale, con la scissione, la rottura anche traumatica fra Elena Pavan e la Lega e gran parte della sua giunta. Poi Elena Pavan supportata da Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è venuto qui a trovarci in studio Andrea Zonta, ex vice sindaco uscente di Bassano, che è stato molto chiaro nel rammarico per una condizione che è stata vista da gran parte del centrodestra come una follia. Tutti quanti hanno riconosciuto che se il centrodestra fosse andato unito al voto adesso ci sarebbe un sindaco eletto che stappa lo spumante, e c'è un sindaco invece, un altro sindaco che ha sicuramente stappato una bottiglia dall'Alta Padovana, con Chiara Gaiani, che è in tour permanente nell'Alta Padovana. Siamo a Galliera con il sindaco confermato. Ci confermi, Chiara? Scusate il gioco di parole. Sì, Ferdinando, è stato confermato, tra l'altro confermato anche con un numero notevole di voti. Il sindaco Italo Perfetti sta festeggiando alle mie spalle, ha indossato la fascia per noi, contento di come è andata. Il 47% dei voti, a Galliera 3 candidati, un'affermazione che insomma le dà fiducia, le dà sostegno, sindaco. Sì, questo è merito dei miei cittadini che hanno visto il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, non solo come persona mia di sindaco, ma tutta la squadra. È davvero
essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e cosa abbiamo dato e cosa che avremo da dare ancora nei prossimi anni. Ecco, allora, proprio di questo vorrei parlare con lei. Qual è la cosa su cui inizierà da subito a lavorare? In realtà è un lavoro che continua il suo. Su che cosa continuerà a lavorare il sindaco? Noi abbiamo sul nostro progetto e anche sul nostro programma di effettuare una cittadella sanitaria e questo dà beneficio a tutta la comunità e non solo, anche a altri comuni limitrofi. Certo, questo è molto importante, tra l'altro insomma ricordiamolo, Galliera la scorsa settimana ha vissuto la tragedia di questo difficile momento con l'incidente sul lavoro che ha provato un po' tutti. Sindaco, sente sulle spalle il peso insomma di tutti i suoi cittadini? Sì, questo è vero, però ho una squadra che mi sopporta e mi dà una mano su tutto e questo è importante perché, come che ripeto, in questi anni se non c'erano anche loro non sapevo come anche affrontare certe azioni, certe cose e soprattutto anche quel caso che è successo, però vedo che si sta risolvendo e spero che ritornino tutti a casa sulle sue alle loro famiglie, tutte le persone che sono rimaste ferite, questo è il suo augurio. Sì, proprio così. Sindaco, un'ultima cosa, molti comuni sono andati al voto con un unico candidato, altri comuni erano in due, Galliera Veneta 3 persone che si sono candidate a sindaco, 3 squadre, è un segnale di democrazia forte. Galliera è una città viva in questo senso. Sì, Galliera si sente protagonista e con tutte le due con le liste che erano con cui lei si è confrontato, insomma c'è stato questo anche dialogo, c'è stata questa dialettica. Sì, allora volevo dire che se si sono messi a disponibile per Galliera vuol dire che hanno volontà di fare un qualcosa per i nostri cittadini. Ho avuto la fortuna che i miei cittadini mi hanno creduto in me su questi 5 anni e mi hanno dato la possibilità di continuare ancora in altri 5 anni. Allora, noi davvero auguriamo buon lavoro al sindaco Italo Perfetti, lo ringraziamo per essere stato con noi, ringrazio anche Andrea Benetti che mi sta accompagnando in questo viaggio, dovremmo avere anche un altro sindaco tra poco. Ferdinando, direi che da Galliera Veneta lasciamo il sindaco alla sua festa e noi ti restituiamo la linea. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, avete sentito anche in questo caso un sindaco rieletto, quindi un sindaco con esperienza, emozionato, c'è un versante emotivo, personale, umano in questa tornata elettorale che è veramente molto forte. Abbiamo sentito poco fa anche un altro sindaco che citava la nonna come prima firmataria con un grande trasporto emotivo. Morena Martini ha avuto le lacrime agli occhi nel parlare dei suoi 12.000 voti e questo ci conferma che la politica è fatta di persone e non come a volte capita di vedere, magari a livello nazionale o internazionale un po' lontana, fatta di numeri, strategie e chissà cosa. Qui sono le persone che fanno la differenza, questo lo si nota anche in alcuni comuni in cui i partiti che poi sono piuttosto forti a livello nazionale non hanno raggiunto il risultato che si sperava perché è stato preferito il candidato di un'altra coalizione o di un altro partito. Quindi nei piccoli comuni vale ancora, e questo viene confermato, la regola che a fare la differenza è sempre la persona, poi i programmi naturalmente, ma è sempre più difficile fare il sindaco, spesso i programmi si devono ridurre a una manutenzione, a un aiuto dei cittadini che, lo sappiamo, fanno la fila fuori dagli uffici dei sindaci per raccontare i loro problemi, per chiedere soluzioni immediate. Poi le grandi strategie, se si può fare, si fanno, se no in qualche modo si cerca di risolvere. Con la regia di Fabio Verin, sempre in collaborazione con Alessandro Costacurta e Edoardo Alberti, vediamo i dati aggiornati a qualche minuto fa, vediamo. Allora, Roberto Campagnolo sempre primo con 4.104 voti, Nicola Finco 3.592, siamo al 24,27% per Nicola Finco. Elena Pavan 3.395, si ferma al momento Elena Pavan al 23,35%, ma sono dati che poi potrebbero essere superati, o anzi saranno sicuramente superati da alcuni che ci hanno girato alcuni esponenti delle varie liste qualche minuto fa, che ci dicevano che effettivamente questi sono decisamente più certificati perché sono quelli del comune di Bassano, ma diciamo che l'abbrivio è questo. Resta
restano molto indietro. È il momento Giovanni Zen e Roberto Marin. Oggi non è stato possibile sentire Roberto Marin, che invece nelle prossime 2 settimane potrebbe diventare l'ago della bilancia. Adesso però restiamo in Alta Padovana e vediamo le prime parole del sindaco di Villa del Conte, Antonella Argenti, che è stata riconfermata. Antonella Argenti, una bella rielezione, una buona riconferma. Sì, confermo, i cittadini comitensi di Albertini ci hanno dato delle grandi soddisfazioni, perché nonostante fosse sufficiente il quorum del 40% come unica lista, sono venuti al voto bene il 68,3%, quindi davvero con orgoglio, insomma, i cittadini ci hanno riconfermato la loro fiducia. È andata bene anche per quanto riguarda le elezioni europee? È andata bene nel senso che le preferenze che ho ricevuto sono quasi 9.000, un risultato molto importante per la mia persona. Non sono sufficienti per ricoprire il ruolo da parlamentare europeo, però sono una buona preparazione per il futuro. Ecco, Fratelli d'Italia, primo partito in Veneto, primo partito anche qui a Villa del Conte, questo ha un significato in vista delle prossime regionali? Sicuramente sì, perché i cittadini hanno voluto dimostrarmi fiducia anche con il mio partito, che a Villa del Conte ha ricevuto il 64%, per direi un risultato ottimo. Naturalmente hanno investito nella persona che in 5 anni ha dato loro un buon lavoro. Queste le parole della sindaca di Villa del Conte, Antonella Argenti, riconfermata. Arrivano altre indiscrezioni, arrivano dati ufficiosi, ma ormai insomma sembrano essere conclamati. Anche in questo caso sono fonti riservate, sono fonti nostre soprattutto, e quindi non possiamo farvi vedere le grafiche, ma vi diciamo i numeri. Campagnolo resta là davanti, Finco ha 40 sezioni su 41 al 25%, 5.116 voti. Elena Pavan ha 40 sezioni su 41, è al 23%, 4.653 voti. Quindi a questo punto, dati ufficiosi, 40 sezioni su 41, e a meno di clamorosi ribaltoni dell'ultimo minuto o di riconteggi che possono sempre succedere, perché sappiamo che in questi casi poi può capitare davvero di tutto. Il ballottaggio che si profila è Campagnolo-Finco, Nicola Finco secondo per ora, e neanche di tanto, perché comunque un 3% in questo caso è un dato se non insignificante ma piuttosto basso. Interessante, sorprende fino a un certo punto il dato di Roberto Campagnolo, che si è presentato e ha subito piazzato un 28%, addirittura partendo in alcuni momenti aveva raggiunto e superato il 30%. E sorprende invece in negativo il dato di Elena Pavan, che lascia strada, ripetiamo, dati ufficiosi, ripetiamo, dati non validati ma che ci arrivano da chi ha il polso delle liste, si ferma al 23%, nettamente più staccati Gianni Zen, Roberto Marin. Zen supera Marin, si posiziona al 14%, sappiamo che la sua lista, il suo gruppo è al momento un gruppo molto molto giovane, sta già festeggiando un risultato che molti avevano, molti danno per straordinario, perché c'era chi suggeriva che Gianni Zen non avrebbe superato la quota del 10%, c'era chi parlava di una percentuale molto più bassa. Invece al momento il suo gruppo, con il momento, scusate, gioco di parole, ma a quest'ora purtroppo capita, è al 14%. Roberto Marin fermo al 10%. Se così fosse, cambia tutto. 2 settimane di nuova campagna elettorale, altri temi, altre idee. Sarà una campagna elettorale fatta molto probabilmente di idee per il futuro. Vincerà forse chi riuscirà a convincere i bassanesi della sua visione. Sono 2 visioni piuttosto diverse, quelle di Roberto Campagnolo e Nicola Finco, di una Bassano di domani, e soprattutto cosa succederà con questa ormai celebre Pax bassanese. Si metteranno d'accordo, torneranno assieme? C'è chi racconta di qualche abboccamento fra Fratelli d'Italia e la Lega per superare i pasticci di qualche mese fa. Però c'è da capire la figura di Elena Pavan in questo caso, perché non è detto che la Lega sia disposta a riprendere Elena Pavan in una coalizione di governo
con un ruolo che potrebbe essere importante. Di solito quando si fa un apparentamento il capo coalizione, il candidato che porta i suoi voti, porta a casa un premio, chiamiamolo così, piuttosto interessante, un assessorato di rilievo o un ruolo all'interno del Consiglio comunale. Non è detto e non sappiamo, perché purtroppo sono tutte cose di fantapolitica al momento, che cosa succederà nei prossimi giorni. Allora, andiamo a vedere se ci sono novità in questo caso con invece i dati ufficiali che ci arrivano. Siamo a 32 liste, c'è uno stillicidio di 32 sezioni, scusate, c'è uno stillicidio di sezioni che si rincorrono una alla volta. 32 su 41. Cosa cambia? Cambia che Roberto Campagnolo è sempre primo al 28,26, Finco sfiora quota 4.000 con il 24,7%, Elena Pavan rallenta 23,10%, siamo a 3.618 voti. Davvero sembra essere questa la classifica finale di questa tornata elettorale a Bassano, che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. L'avrete notato anche voi che ci seguite da un bel po', i volti dei candidati, anche quelli che sono venuti qui in studio, sono sempre stati molto, molto tesi, segno che la tensione è fortissima. Adesso, in attesa di poterci collegare ancora con i nostri colleghi sul campo, torniamo a sentire alcune dichiarazioni dai sindaci confermati. In questo caso andiamo a Pove, dove abbiamo parlato con Francesco Dal Monte, che già questa mattina sapeva di essere stato riconfermato perché aveva battuto l'astensionismo, aveva battuto lo scoglio del quorum. Sindaco, allora, grande soddisfazione per questa riconferma. Sì, assolutamente, abbiamo avuto la riconferma, dovevamo abbattere il quorum, l'abbiamo oltrepassato abbondantemente, siamo arrivati al 73%, quindi anche ai nostri cittadini che in massa sono andati a votare. Sono i cittadini di Pove che le riconsegnano le chiavi del municipio. Sì, siamo stati fortunati ad avere una cittadinanza appunto che è andata a votare davvero in tanti, un quasi record nel Vicentino come affluenza, quindi davvero soddisfazione doppia. C'è una squadra nuova di governo del paese. Sì, la squadra è ampiamente cambiata perché dovevamo dare vitalità e nuove idee a questo gruppo, e quindi un 7/13 è cambiato. Senta, che 5 anni saranno senza opposizione? Saranno 5 anni con un doppio, bisogna stare attenti, perché non avendo l'opposizione non abbiamo neanche un garante che ci dà appunto degli spunti positivi o negativi del nostro mandato, quindi dobbiamo stare doppiamente attenti e fare le cose ancora meglio se possibile. Allora, abbiamo sentito Francesco Dal Monte confermato a Pove, correva da solo, però il rischio era quello di essere sconfitti dall'astensionismo. C'è da dire una cosa sui piccoli comuni come Pove, ma anche come altri dell'altopiano. Era stato abbassato il quorum e erano stati scorporati i cosiddetti AIRE, ovvero gli italiani residenti all'estero che magari non tornando a votare rischiavano di compromettere completamente una tornata elettorale e far cascare il quorum, portando al commissariamento del comune. Vista la situazione, ma addirittura ci risulta che alcuni comuni dell'altopiano abbiano una forbice di 1500 o anche votanti, perché gli AIRE sono tantissimi e non sempre tornano indietro. Questo succede anche nel Bellunese, dove ci sono intere famiglie che lavorano all'estero, vivono all'estero. Questa scelta è stata fatta per mettere in condizione i piccoli comuni di non dover abdicare al commissario, pur avendo magari un sindaco comunque amato come quello che abbiamo appena visto, Francesco Dal Monte di Pove del Grappa. Adesso noi possiamo tornare da Monica Smiderle, cambiamo registro, passiamo di livello, passiamo dalle comunali alle europee. Siamo con l'assessore regionale Elena Donazzan, che è la portabandiera in questo caso di Fratelli d'Italia, una percentuale davvero importante per lei, un risultato che insomma possiamo dire acquisito ormai.
Assolutamente sì, Ferdinando, un risultato acquisito, mi diceva Elena Donazzan, un risultato che in realtà va oltre le più rosee aspettative. Decisamente sì. 63.251, questo 1 mi porta molto bene perché a ogni elezione regionale, le altre volte ovviamente sul solo collegio della provincia di Vicenza avevo quest'uno, sembra quasi che una persona in più mi dia fiducia ed è un risultato oltre le mie aspettative, sul serio. Che campagna elettorale è stata la sua? Insomma, ha guardato ben oltre i confini del suo zoccolo duro. Sì, io ho chiesto al Veneto e ai veneti di essere giudicata per il lavoro fatto. Io non ho mai ritenuto di essere l'assessore regionale del mio collegio, non ho mai fatto l'assessore di Vicenza e della sua provincia ovviamente. Ho cercato di muovermi da Belluno a Rovigo, da Venezia, passando per Padova, Treviso e Verona, e in effetti i voti sono straordinari. La seconda provincia dopo Vicenza è Treviso, quasi 12.000 preferenze e guardate, sono veramente qualcosa di incredibile. Poi penso a Belluno è a 2.400 circa e lì ho gestito tante crisi aziendali. Insomma, un territorio che mi ha corrisposto in termini di fiducia al lavoro fatto. Una prova di forza in vista delle elezioni regionali, Donazzan? Beh, una prova di responsabilità, credo, perché la forza non serve in politica serve la credibilità e l'autorevolezza. Quando tu fai prove di forza di solito ti schianti da solo, magari vinci la prima partita, ma la seconda la perdi, e invece la politica è un continuo, non è un gioco, è la responsabilità nei confronti degli altri, e io credo che questo mio risultato però sia sì qualche cosa che metto a disposizione di Fratelli d'Italia e del Veneto. Fratelli d'Italia qui in Veneto è il primo partito, cioè il primo partito in regione del Veneto, 37%, ed è anche la prima regione in Italia, cioè noi abbiamo migliorato di 5 punti percentuali il risultato già straordinario delle politiche, dove eravamo già allora il primo partito. Che cosa succederà adesso, Elena Donazzan? Adesso sistemo tutto quello che devo sistemare in Regione del Veneto, nel senso che immaginatevi anche un po' di scaramanzia da una parte, un po' di cautela. Io non ho chiuso le scatole, messo a posto le carte, tolto le cose dall'ufficio, e quindi avremo ancora certamente almeno un paio di mesi davanti, dove cercherò anche di vedere con il presidente Zaia e con il mio partito chi mi succederà, perché c'è un profilo più che un nome. Il profilo deve essere qualcuno capace di parlare a due soggetti: i giovani nel mondo della formazione e dell'istruzione. Io ho speso molto del mio dire, del mio fare nei confronti dei giovani, e l'altra sono i temi del lavoro, e qui c'è bisogno veramente di tante presa diretta, vero? Viva la diretta! Grande Elena, è bellissimo. Ecco, questo affetto io me lo terrò nel cuore per sempre. Senta, allora un risultato straordinario alle europee, sicuramente di Fratelli d'Italia e suo personale, ma che cosa non ha funzionato invece a Bassano del Grappa? Perché lo abbiamo raccontato, insomma, si delinea il ballottaggio tra Roberto Campagnolo e Nicola Finco, rimane fuori insomma Elena Donazzan Elena Pavan, sostenuta da Fratelli d'Italia. Sostenuta convintamente, perché la dimostrazione dei dati di questa tornata elettorale è che se qualcuno non avesse rotto la maggioranza, noi avremmo vinto il primo turno. E credo che sul tema della responsabilità si può vincere una partita, ma attenzione perché è un peccato tra Pavan e il candidato sfidante, cioè il collega Finco, ci sono pochissimi voti, ed è un peccato perché se invece fossimo stati insieme non ci sarebbe ballottaggio. Oggi staremmo festeggiando la città di Bassano del Grappa al centro-destra, e questa è una grave responsabilità. Che cosa potrebbe succedere adesso al ballottaggio? Di tutto, i cittadini sono liberi, nessuno governa il voto di un cittadino. Accordi, pace, compattezza nel centro-destra? Ma io ho sempre lavorato per la coalizione. Io credo nel centrodestra, ma i cittadini hanno assistito a una incomprensibile rottura. Un sindaco di centrodestra supportato da partiti di centrodestra, da liste civiche di centrodestra, che poi hanno deciso di andare in ordine sparso, e c'è stato talmente tanto confusione che abbiamo il maggior numero di candidati di qualsiasi altra città
del Veneto e questo non porta bene. I cittadini sono liberi e decideranno. Ferdinando, allora siamo a tua disposizione ancora una volta per eventuali domande da studio. Monica, una domanda un po' prematura forse e sicuramente impertinente, ma che prende le mosse da quello che ci hanno detto alcuni esponenti anche di Fratelli d'Italia qui in studio. Con quello che è successo a livello nazionale si parla di una richiesta piuttosto precisa di Fratelli d'Italia per quanto riguarda il prossimo candidato della Regione del Veneto, candidato presidente che dovrà succedere a Luca Zaia, e il primo nome che viene fatto è quello di Elena Donazzan. Non è una provocazione, gira negli ambienti politici perché naturalmente dicono è Fratelli d'Italia, è assessore uscente, è donna, conosce tutte le dinamiche e sì vabbè è in Europa ma sicuramente può dare una mano a questo Veneto. Qual è la risposta della diretta interessata? Sì, è un po', la tua domanda si lega un po' alla mia provocazione di prima, no? È una prova di forza di Elena Donazzan in vista delle elezioni regionali, insomma può mettere sul piatto la sua candidatura Elena Donazzan? Io amo il Veneto, credo di avervelo detto chissà quante volte, vero Monica? Sì, amo il Veneto, amo questa terra bellissima che è facile da governare. Il Veneto è proprio una regione facile da governare perché è fatta di brava gente. 19 anni in giunta regionale mi fanno anche conoscere la macchina amministrativa. Io metto a disposizione tutto questo, dei veneti, della coalizione di centrodestra e soprattutto del mio partito, quindi chi vivrà vedrà. Questa è la risposta di Elena Donazzan. Ferdinando, se hai altre domande noi siamo qui. Ringraziamo Elena Donazzan e facciamo i complimenti anche perché avere un eurodeputato a portata di mano di questi tempi è molto interessante. Un'ultima domanda che esula da quello di cui stiamo parlando oggi, ovvero il voto puro in Veneto, il voto puro a Bassano. Parliamo di dinamiche europee. Adesso va a giocare in un altro campionato, Elena Donazzan non è più il campionato regionale veneto, è un campionato europeo. Ci sono delle dinamiche proprio in questo momento che sono complicatissime e che vanno da movimenti che si muovono in Europa, in Francia, abbiamo visto Macron ha imposto nuove elezioni, fino a temi che toccano la guerra, gli armamenti, il futuro di un intero continente. Come affronta queste sfide? Come si prepara a queste sfide? Elena Donazzan, sfide difficili in Europa, come si prepara, come le porterà avanti? Io sono molto robusta culturalmente, quindi cerco di non farmi mai prendere dall'improvvisazione, non l'ho mai sopportata in politica, bisogna essere preparati e molto culturalmente robusti. Ho un partito molto serio che ha delle idee molto chiare per quanto riguarda la politica estera, c'è uno scossone evidente ma è stato riscontrato in Europa, una cosa che non si sarebbe compresa, cioè non ce l'aspettavamo. Un governo di una nazione importante come la Francia ha più popolazione dell'Italia ed è seconda dopo la Germania, che va a elezioni anticipate perché riconosce nel voto in Francia uno scossone pesantissimo. La Germania che vacilla rispetto alla sua granditica certezza di andare su politiche che sono state anche molto dirigiste in termini di finanza, di restrizioni, di rigidità delle politiche europee. L'Olanda con Timmermans, che è stato il commissario all'ambiente, diciamo così, l'ideatore del Green Deal e di quelle politiche molto spinte, molto ideologiche, che perde drammaticamente. Quindi la destra, le destre plurale, perché sono diverse, in Europa stanno crescendo e questo per me va bene, perché si tratta di partiti identitari che vogliono l'identità dei propri popoli, delle proprie nazioni, in una sintesi europea dove l'Europa finalmente potrà avere una sua identità più forte di quella che ha avuto oggi. Qualcuno titola ondata nera sull'Europa. Ma non so perché si scelga il colore in questo caso. Io invece credo che sia un'ondata identitaria. Ferdinando? Monica, ultimissima domanda, 30 secondi, perché immaginiamo che anche Elena Donazzan voglia mandare magari a festeggiare o comunque a verificare cosa succede a Bassano. Macron fa saltare il governo per i risultati, è da far saltare anche il governo regionale con questi risultati. Andiamo subito al voto?
Oh no, assolutamente no. Sono per la lealtà, sempre stata, per la continuità, sempre stata, e soprattutto per la responsabilità. Provocatoria la domanda del collega Ferdinando Ovviamente era Garavella. provocatoria, ma sappiamo che l'assessore Donazzan ha capito benissimo qual era il taglio della domanda. Grazie ancora, complimenti Monica, ci aggiorniamo fra pochissimo. Allora, avete sentito, Elena Donazzan va in Europa, temi molto importanti che riguardano poi il futuro di ognuno di noi, che passa non solo dalle decisioni del piccolo comune, della regione, ma anche da quelle di un'Europa che a volte è lontanissima, a volte lo scopriamo con leggi che non piacciono granché, è anche troppo vicina, ma ne parliamo poi perché adesso facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo.